Benvenuti in Neurobalance Podcast. Oggi ho un ospite speciale perché siamo quasi colleghi, non siamo direttamente colleghi, ma parliamo praticamente delle stesse cose sui nostri canali YouTube e una cliente mi aveva detto guarda che devi intervistare Goffredo perché parla di somatizzazioni, di pensieri ossessivi, di dolore cronico attraverso appunto un approccio olistico che fino a quel momento io non conoscevo il tuo canale. Poi quando sono andato a vedere il tuo canale ho detto, cavolo, alla fine siamo molto simili, ma tu sei uno psicoterapeuta, io Esatto. sono laureato in fisioterapia, mi occupo di psicologia del dolore e ho visto una grande, grande somiglianza e sono veramente contento di averti portato in questo spazio, Goffredo. Ciao. Ciao a te, anzi ciao a tutti, sono molto onorato in realtà e non sono abituato a questa cosa, sono veramente grato, davvero, grazie. Grazie a te. Perché secondo te le persone che stanno sentendo queste parole da noi dovrebbero rimanere a sentirci? Lo so che tu sei una persona che non vuole portarsi tanti meriti, ma secondo te perché le persone dovrebbero sentire queste parole oggi, se soffrono di dolori persistenti o ansia, S- somatizzazione? Per capire che si può uscirne prendendosi la piena responsabilità di sé e di autorizzarsi a diventare medico di se stessi. Nel senso che parlo da paziente in questo caso, io sono stato operato 2 volte alla schiena, ho avuto il busto, ho balbettato, ho somatizzato e somatizzo in ogni modo, ma soprattutto in passato entravo, uscivo da ortopedie, ortopedici, fisiatri, osteopati, sciamani, maghi, chiunque potesse togliermi del dolore e balbuzie e dolori cronici. E alla fine il problema l'ho sempre io, cioè non mi rendevo conto del legame così semplice, così immediato che c'è tra la mia frustrazione, cioè la mia vita che non va bene, in qualunque modo, affettiva, lavorativa, di espansione di me stesso e la mia contrazione fisica, per cui io in realtà facevo un plank emotivo, io dico, ero sempre non so come dire, uno sforzo costante, cronico, che ovviamente generava uno stato infiammatorio cronico, ma non me ne rendevo conto di queste cose e allora delegavo il mio benessere al bravo fisioterapista. E invece, secondo me, se le persone partono dal presupposto che un dolore emotivo diventa un dolore fisico e noi siamo gli unici veri artefici, cioè le uniche vere persone che possono essere in contatto con noi stessi, non puoi esserci tu in contatto con me, devo esserci io. È come se chiedessi a te se io ho fame, devo sentirlo, io so fame, ma molto spesso le persone non sono in contatto con se stessi. E per cui penso che questo sia un buon motivo. Dire si può uscirne, basta passare da cose molto concrete, molto, molto terrene, terribilmente pratiche. Perché quando dici concrete, perché tutto quello che avevi provato prima non lo era. Dico concreto, eh no, perché la psicologia è molto astratta. Io sono andato in terapia, in psicoterapia perché balbettavo, il numero di parole che ti ho detto adesso in 10-5 minuti, te le avrei dette in un'ora, perché Mm. parlavo così. Cioè, quindi era un casino. Il mio corpo era sempre contratto, ovviamente l'autostima crollava e in automatico non riuscivo a sistemare la mia vita, non riuscivo a dire ciao a una persona, non riuscivo a prendere un caffè, era un problema molto serio. E la psicoterapia mi ha aiutato a capire perché balbettassi. Io già lo sapevo un minuto prima di andare a fare il primo colloquio, lo sapevo già che avevo paura, che ero timido, che ero introverso, che mio padre era aggressivo, che non mi sentivo protetto. Io questo lo sapevo già quando avevo 4 anni, magari non sapevo dirlo Mm. e soprattutto non sapevo usare i termini tecnici. La psicoterapia mi ha dato la descrizione del mio malessere. Ma chi se ne frega? Cioè, come dire che io scopro i processi chimici che mi fanno avere fame. Va bene, io ho fame, devo mangiare. Chi se ne frega dei processi chimici? I processi concreti sono rilassarsi, respirare, entrare in contatto col proprio corpo, sapere di non sapere, questa per me è la cosa centrale, cioè riconoscere che anche quando credo di sapere non so, cioè non sento tutto. Infatti, moltissime meditazioni che faccio con i pazienti, ma anche online,
succede una cosa molto semplice, che le persone quando si rilassano profondamente sentono delle cose che un minuto prima di rilassarsi non sentivano. Mi viene in mente quel ricordo che avevano cancellato, quel trauma, quelle cose belle che hanno vissuto e in automatico c'è uno tsunami di ricordi mentali e fisici che liberano il malessere. Il benessere è una cosa pratica, come mangio, come dormo, come respiro, come mi relaziono, come cammino, come sto parlando in questo momento. E punto, e basta. Invece noi purtroppo tendiamo sempre a mettere dei cerotti, no? Dico sempre, cioè, che la psicologia è come ti dà un fermento lattico, ma dopo tu mangi malissimo tutto il giorno e chi se ne frega del fermento lattico, devo mangiare bene. Sì, anch'io ho notato questa limitazione nella psicologia convenzionale, almeno quella cognitivo-comportamentale che ha un limite sulla pratica poi, no? Esatto, Perché molte persone anche da me arrivano, ma ho capito allora i esatto, meccanismi, ma cosa devo fare poi, no? esatto. Immagino che molte persone anche nei tuoi commenti sui video mi dicono ok, ho capito E cos'è quindi, che devo fare, respirazione, meditazione. Però le persone non sanno a volte meditare, non sanno, magari pensano che la meditazione è qualcosa di incredibilmente difficile, vero, non hanno costanza, magari pensano che debbano essere aiutate su un percorso più lungo di meditazione. Tu come ti sei trovato all'inizio con queste pratiche per te? Cioè, quando poi hai capito, ok, tutto arriva da una somatizzazione interna, anche sulla schiena in questo caso, no? Non solo sulla tantissimo. balbuzia. No, no, tantissimo. Era una catena, è una catena, è una Come ci catena sei di cose. arrivato? Cioè, come sei arrivato al salto dal capire al fare? Allora, a me allora, sono stato molto fortunato perché sono stato ricoverato 8 anni fa. Quindi io studio corpo, meditazione, filosofia orientale, tutto quello che vuoi da tantissimi anni. Da quando ero ragazzino ero attratto dai Jedi, di Guerre Stellari, perché erano persone austere che avevano tanta consapevolezza, da Karate Kid, quindi c'è tutti quei personaggi un po' filosofici che insegnavano a stare bene con se stessi e avere tanta autodisciplina. 8 anni fa mi hanno ricoverato per una piccola ischemia, successiva a un enorme periodo di stress e di tensione emotivo che stavo vivendo. Mi ero appena separato da qualche anno. Appena il conflitto è finito, il mio corpo mi ha dato il prezzo, mi ha dato il conto da pagare, no? E questa cosa mi ha fatto riflettere. Io meditavo, facevo tante cose che pensavo di buon senso, pensavo che bastassero. In realtà non era vero, perché io sistemavo il desktop, come dico sempre, ma il problema era dentro il computer. Però io continuavo a sistemare il desktop perché era la sapienza, l'ego, il sapere definire le cose, il sapere, boh, 5 tecniche indiane per meditare, ma in realtà non meditavo, cioè nel senso non mi rilassavo davvero, pensavo di farlo. E questa cosa mi ha aiutato tantissimo. Non mi ricordo neanche più la domanda che mi hai fatto, non so se ti sto Come sei rispondendo. arrivato? Sì, sì, ci stai arrivando. Come sei arrivato dal capire al fare? Accettando che io somatizzavo molto di più di quanto pensassi, cioè che io sto male di fianco a una persona tesa. Il mio malessere è diventato il mio superpotere, perché è il termometro che mi dice la temperatura che c'è tra me e te. E invece prima pensavo che questa temperatura che si alzava fosse la malattia. Sono io che sono inferiore, sono io che non mi sento all'altezza, sono io che sono incapace, tu sei migliore di me. Invece no, la mia sensibilità è come quella del mio cane, no? Il mio cane, se entra mio fratello in casa, che è più aggressivo di me, e poi soprattutto io sono il suo capobranco del cane, no? Per cui si fida di me. Il mio cane con me salta sul letto, gioca, non vede l'ora, e si spaparanza, cioè si mette a pancia in su per farsi fare i grattini. Se entra mio fratello, che fa il manager, è più dominante, non entra con macete, entra, Normalmente. entra, saluta, no? Però il mio cane percepisce aggressività e va sotto il letto o va nel suo angolo dove si sente protetto. Io sono uguale al mio cane. Semplicemente fingo di non essere teso, ma vale la tensione, non vale la finzione. E allora sono arrivato semplicemente perché mi ammalavo e mi rendevo conto che il 100% dei pazienti che vedevo arrivavano da tante psicoterapie tradizionali come quelle che ho fatto io. Io sono di stampo psicanalitico, poi dopo ho fatto tante altre scuole di formazione, ma la cosa centrale era che
tutti noi abbiamo raccolto un sacco di informazioni, ma in realtà non siamo in contatto con noi stessi e deleghiamo il nostro benessere all'osteopata che ci aggiusta, cioè al meccanico che ci aggiusta la macchina e ci fa il girogomme. Ma io dopo guido male, posso guidare male quanto voglio, che tanto poi c'è Alessio che mi sistema la schiena. E no, devo guidare bene, perché la macchina si rompe, punto. E quindi devo stare attento alle buche emotive, ai drammi, a quello che mi succede, punto. Accettando che c'è una biologia molto più grossa della volontà, che il mio corpo ha una storia che magari non ricordo, ma un bambino non amato, non allattato, cresciuto in un clima conflittuale, è un cane del canile. Il mio cane del canile ha preso più botte e ha sofferto di più rispetto a un cane preso in un bel allevamento. Cosa Mm. succede? È che quel corpo lì ha sofferto di più, anche se non se lo ricorda, anche se ha un bellissimo giubbotto e le scarpe di marca, è una macchina figa. E tutto qua. Quindi vale la storia della persona, come ha registrato gli eventi, dove li ha registrati e come li riperpetua, perché dopo noi purtroppo scegliamo storie coerenti con la nostra storia. Io ero tratto da donne dominanti, non lo facevo apposta, le altre non le vedevo nemmeno. Cosa succede? Niente, che sto avendo dei rapporti con il mio carnefice e mi lamento dopo di stare male, ma noi cerchiamo emozioni che già conosciamo. È per quello che spesso diciamo, cacchio, ma perché li trovo tutti io? È perché noi biologicamente cerchiamo emozioni che già conosciamo, anche se sono dolorose. È E una sorta di quindi, programma che abbiamo all'interno che esatto, gira in esatto, continuazione questo software e cerca esatto. quello che è simile a quello che c'è stato. Bravissimo. Ecco Perché ha paura. perché ha paura, esatto. Quindi noi paradossalmente è meglio un carnefice che già conosciamo rispetto a qualcosa che non conosciamo, che il nostro corpo non ha esperito. Mm. Conoscere non è qui, conoscere è qui dentro. Ok? C'è qualcosa che non ho vissuto e allora devo accettare che non sono uno, ma sono due. Quindi una parte di me, è come dire, io sono un'anoressica che mi vedo grassa e ma devo mangiare perché altrimenti muoio. Quindi una persona che sta male deve lottare, tra virgolette, in modo gentile, in modo armonioso, senza conflitto, perché altrimenti perpetuiamo il conflitto, ma è ok, io tendo a essere attratto da una cosa e devo accettare che quella cosa lì devo essere un po' astinente da quella cosa, devo mettermi un po' a dieta da quella cosa, accettando di esserne attratto, esattamente come un tossicodipendente. Un tossicodipendente deve passare per la fase di astinenza, non è un altro modo, non c'è un altro modo che poi dopo a noi non ci piace perché cerchiamo sempre il metadone o il farmaco di turno che ci tolga l'astinenza, è il problema nostro. Certo. Noi dobbiamo passare attraverso un bel corridoio di schiaffi, ma nessuno vuole passarci. Molti dei nostri pazienti immagino non hanno la voglia di prendere psicofarmaci o in generale farmaci. Questo è quello che noto quasi per tutti, nessuno vuole prenderli, Meno ma male. a volte li devono prendere perché il dolore diventa tanto forte, no? Ma penso Sì, alla schiena, come è stato per te. sì, sì, Non li vuoi prendere perché dici non mi fanno bene, no? vero. Quel dolore che sentiamo molte delle volte, appunto, è un qualcosa che è arrivato al culmine emotivo, lo sentiamo fisicamente, tu lo spieghi molto bene nei tuoi video. Puoi spiegarci però, secondo te, se è ansia, se è paura, se c'è qualcosa di più? Cioè, qual è l'emozione preponderante, secondo te, nel lavoro che hai fatto con tutti i tuoi pazienti fino ad oggi all'interno di quelle persone che soffrono Allora, di dolori persistenti o allora, ansia? io parto dal presupposto che l'ansia non esiste. L'ansia è paura, è qualcosa che noi abbiamo definito ansia per alleggerirlo, per renderlo medico, per trovare un termine scientifico, diciamo così. Io dico che io ho l'ansia quando devo andare a fare la spesa, e devo andare in posta, parcheggiare la macchina, portare la macchina dal meccanico, ma un'ora di tempo. Allora lì ho l'ansia, cioè sono accelerato perché devo fare delle cose. Se io ho ansia, chiamiamola ansia, per parlare in pubblico, ho ansia per leggere, ho ansia per parlare davanti ai sconosciuti, davanti a una telecamera, in realtà ho paura. Semplicemente mi vergogno di dire la parola paura, ma il mio corpo ha paura del giudizio uguale abbandono, giudizio uguale abbandono, uguale emarginazione. Ed è ovvio che ho delle risposte corporee in funzione di quello che ho vissuto. Se io parlo di me, io sono stato allattato male, ok? E sono arrivato da una gravidanza molto complessa, in un momento difficile. Il mio corpo ha registrato fatica, punto. Quella roba lì ha so come dire,
costruito un patrimonio genetico di un organismo che ha fatto fatica. Quindi, e ovviamente, cosa succederà? Che sarò molto più in allerta degli altri. Punto. Ma come me ci sono miliardi di persone che sono io la vittima della Terra, eh. Cioè, nel senso, è utopico pensare che sono sempre delle condizioni ottimali, perché non ci sono mai delle condizioni ottimali. C'è un padre non affettivo, un padre che ti porta all'asilo non perché è cattivo, ma perché deve lavorare, un padre che ha preso le botte, che purtroppo è aggressivo, ma non quanto il nonno e che ci prova a modo suo, una mamma triste, insomma, ci sono mille variabili. Ma un corpo di un bambino che può solo sentire, non può pensare, le strutture cognitive di un bambino si sviluppano tardi. Un neonato, tu lo vedi, perché quando tu alzi la voce con un neonato, vedi il suo corpo si contrae, apre gli occhi, sgrana, quella roba lì perché? Perché come il mio cane sente, percepisce, non pensa e poi non può scappare dalla culla. Non è che puoi dire aspetta, papà è un pochettino così, magari ha bevuto, ha litigato con l'amante. Quella roba lì si somatizza tutta e pensiamo di essere sbagliati noi. Invece no. Quindi io parto dal presupposto che l'ansia non esiste. Esiste un corpo che ha paura. E allora dobbiamo insegnare al corpo che la minaccia che per noi è reale non è reale. Esattamente come si fa con un bambino piccolo quando ha paura del buio. Bisogna stare nel buio con lui, ridendo nel buio, provando a giocare con questo bambino, immagino sempre di essere sia adulto che bambino. Ok? Quindi io provo a diventare adulto delle mie paure, del bimbo che c'è in me, che è un bimbo di 2 o 3 anni a volte, e allora dico, aspetta, vediamo un pochettino se nel buio veramente arriverà il diavolo a mangiarmi. Ovviamente mi contraggo, questa cosa vale sulle giostre, vale se vado in moto, vale se mi devo tuffare e ho paura, vale se devo fare il morto nell'oceano che è tutto blu scuro e ho paura che arrivi lo squalo perché ho visto lo squalo da piccolo e mi ha condizionato. Se io imparo a stare male in un corpo molle, cioè imparo a soff- stare nella sofferenza ma senza trovare un rimedio e la contrazione è un rimedio, uguale alla fuga, uguale al telefonare o il farmaco o allo Xanax per togliere l'ansia, io sto cercando di mettere un rimedio a qualcosa che invece è naturale. Se invece io imparo a stare male senza scappare, in qualunque modo, chattare, guardare il telefono, canticchiare, fischiare, contrarsi, andare in apnea, sono tutti rimedi. Se io imparo a stare male, ma facendo il morto come galleggiando sull'acqua, quel malessere mi attraversa e se ne va. Se invece facciamo finta, io e te siamo al bar, un tizio di fianco a noi si mette a urlare, io mi contraggo, il mio corpo ha registrato un trauma, per forza di cose. Che se io sono stato sereno e rassicurato, magari si registra poco. Ma facciamo finta invece che mia mamma era un po' ambivalente e mio padre era aggressivo. Il mio corpo apre dei link e registro quell'aggressività. Magari non la percepisco, ma poi guarda caso vado al ristorante in pausa pranzo e mi sfondo. Perché? Perché il mio stomaco si è contratto per la paura del bar e allora mangerò di più perché il mio corpo ha voglia di rilassarsi. È per quello che noi siamo bulimici, che le persone sono bulimiche, perché hanno bisogno di spingere, di trovare un senso di quiete che il cibo gli dà in funzione di una risposta emotiva precedente, di una contrazione precedente. Non so se riesco a spiegarmi. Sì, assolutamente Ah, chiaro. Questa parte della bulimica, essere bulimico, lo vedo molto sovente nelle persone che soffrono sì, di dolori persistenti. È un po' come bravissimo. una sorta di protezione, no? È Esatto, una via di uscita, tra certo, virgolette, del certo. non sentire. Ma questo lo sanno E sanno sicuramente bene. molti, Sì. molti di loro. E- Quindi e- dalla, scusami, ti ho interrotto, scusami. Dicevo, quindi dalla consapevolezza si va poi a dire, ok, sono in questa situazione, so che non sono solo io il problema, cioè siamo in due qui all'interno, sono io, Goffredo, e c'è Goffredo 2 bambino all'interno che sta facendo tutto un suo processo, no? Questo Esatto. ti crea un po' anche di Una spazio tra scissione? una scissione che è sana come cosa. Assolutamente sì. È anche parlato di esposizione nuovamente graduale a quello che ci fa stare male perché pensavamo, non che ci fa stare male, ma quello che ci fa paura, il buio, per esempio, entrando e vivendolo, però con un'altra narrativa. E Esatto, qui sicuramente il terapista ti può aiutare, se no lo dovresti fare da solo, ma non è un qualcosa di, ah, lo faccio oggi e poi lo faccio tra
altri 3-4 giorni, cioè Adesso costantemente, costantemente. gradualmente, appunto, è proprio parte della terapia. Ecco, È parte, secondo del- me, perché... è parte della vita, secondo me. Piccolo break prima di continuare con il video. Se soffri da cervicalgia persistente, probabilmente noterai che i sintomi e il disagio va verso a volte il mal di testa, senso di sbandamento, magari forte ansia. Questi sono tutti sintomi di un sistema nervoso ipersensibile. So quanto è difficile risolvere queste situazioni, soprattutto se non hai strumenti adatti, e se stai guardando questo video, il mio canale, sai che è possibile con degli esercizi, con una strategia mirata, mente-corpo. Sto aprendo delle posizioni da oggi in poi per persone che hanno questi sintomi e vogliono iniziare un mini percorso con me di 5 giorni dove ci vediamo una volta al giorno per 5 volte e ti do una guida su come risolvere queste problematiche. Questi 5 giorni sono unicamente per persone con cervicalgia e sintomi legati in questa zona del corpo. Se sei interessato o interessata a saperne di più, candidati su link che trovi qui sotto in descrizione e vediamo se posso essere di aiuto per il tuo caso in particolare. Il contributo è un contributo basso rispetto ai miei programmi, ma è per farti vedere che se iniziamo un percorso anche piccolo di strategia mirata per la tua problematica e personalizzata appunto per la tua persona, riusciamo insieme a risolvere una problematica che magari ti porti dietro da anni e riusciamo a risolvere una situazione che ti dà tanto disagio oggi. Vai nel link in descrizione e per adesso ti lascio guardare lì il video che stai guardando prima. A presto! Parte della vita, esatto, è Cioè, parte della vita. Non è che io devi fa- farlo semplicemente con Goffredo. No, no, è proprio parte della vita. Io infatti dico sempre, usate la vita per allenarvi. Sono affascinato dal parkour. Il parkour è quella tecnica dove gente salta, usa i pali, Sì, salta le scale, no? Non so, io sono un cagasotto, per cui sono tutto, no, ma tutto neanch'io. scherzato, per cui non potrei mai fare parkour. Però qual è la filosofia di base? Usare i limiti come trampolini, no? Cioè usare gli ostacoli della vita come metodi di crescita. Allora dico, giochiamo con le paure. Io uso i semafori per fare apnee, apnee con l'aria, apnee senza aria. Vediamo quanti muscoli sto contraendo adesso parlando al bar oppure di fianco al mio datore di lavoro. Vince chi usa meno muscoli, no? E allora faccio tutti questi giochetti con me stesso per usare la paura, usare gli stimoli della vita che mi fanno fatica, invece per conoscermi meglio e per scoprire che non succede niente, cioè anzi, che non somatizzo, che cresco, che so stare in silenzio, che non devo parlare per forza se sono in ascensore per rompere il silenzio, perché posso stare in silenzio e nessuno mi darà un voto alla fine. E tutti i piccoli giochettini che si possono fare tranquillamente con se stessi, giocando, facendo una sorta di gamification, si dice, cioè una sorta di rendere le proprie paure un gioco al posto di subirle. Ecco, questo invece è un altro modo. Io sono un fifone, cioè in natura io sarei un riccio, mio fratello sarebbe un giaguaro che attacca, io tendo a essere un riccio, mia mamma tende a essere un coniglio che scappa, no? Io non ho scelto il mio sistema di difesa, mio fratello non ha scelto il suo, mia mamma non ha scelto il suo. E allora però se mi accorgo che se io scelgo di fare la cosa di cui ho paura, ho molta meno paura. E insegno al mio corpo che non c'è più bisogno di aver paura. Se tu mi dici leggi adesso, io balbetterei. Se io scelgo di leggere, non balbetto più. Totalmente diverso. Se io ho paura di andare sull'ascensore e tu mi devi trascinare perché ho una fobia, il mio corpo registrerà una fobia enorme perché sento che non ho vie di fuga, esattamente come non avevo vie di fuga, faccio finta con un papà, una mamma, una situazione. Se invece scelgo di affrontare la paura in modo, dai, 3, 2, 1, via, io faccio questo giochino sempre, 3, 2, 1, via, scopro che il mio corpo non ha più paura. Ed è meraviglioso. Perché? Perché mi insegno che la mia statistica di morirò per forza in realtà non è vero. E, niente, Bellissimo. tutto qua. Hai detto già una pratica, no? 3, 2, 1, via.
Lo faccio spesso al mattino quando mi devo alzare dal letto Uguale, e uguale. sto lì magari qualche minuto in più, ma no, adesso mi alzo e poi dico questa cosa qui, 3, 2, 1, via. Esatto, E vado, e vado. Non anch'io. c'è, una volta, adesso mi viene in mente, mi attacco a questo che hai detto del 3, 2, 1, Sì, all'ipnosi, no? Alla preparazione di un bravissimo, qualcosa, perché il dolore persistente ha un'anticipazione e il pensiero anticipa e il sintomo bravissimo, segue, no? bravissimo. E ovviamente noi possiamo anticipare in modo positivo o negativo, ma anticipiamo costantemente ogni secondo qualcosa. E quindi l'ipnosi, l'autoipnosi, che poi è sempre autoipnosi, molte persone pensano che sono manipolate magari da questa, hanno paura. Una volta mi ricordo una paziente fa, io ho un po' paura con l'ipnosi, ma sei sempre tu padrone del tuo corpo, non è che ti sto dicendo "Ah, adesso prenderai, uscirai dalla finestra e inizierai a volare, perché Sì, sì, quello sì. potrebbe anche succedere, certo, quella si chiama ipnosi da stage, come Sì, si dice, da sì, sì, palco, sì. no? Da palco, Invece sì, no, sì, stiamo sì. parlando di un'ipnosi terapeutica qua. Esatto. Quindi quello 3-2-1 è praticamente il 10, 9, 8 fino all'1, Sì, lo sì, sì. 0 per entrare in rilassamento. Esatto, Anticipiamo il rilassamento. Come l'hai esatto. usato tu? Come la usi tu le ipnosi nel tuo lavoro? Ma, Se la usi? la uso tantissimo non chiamandola ipnosi, la chiamo perché il problema poi dopo sono le interferenze della mente, cioè se tu mi fai fare yoga non lo faccio apposta, una parte di me si oppone, se tu mi dici fare Perché la si chiama posizione del yoga. drago, perché si chiama yoga, mi dici fare la Esatto. posizione, mi dici chakra, mi alleni i chakra, non lo faccio apposta, un lato borghese di me si oppone. Se tu mi dici rilassa il tuo corpo in quella posizione e il tuo sistema endocrino, che guarda caso coincide con i chakra, si sistema, cioè le tue ghiandole principali del sistema endocrino, che in medicina ayurvedica chiamiamo chakra, mi si allineano, cioè si rilassano e vanno in sequenza, vanno in coerenza vibrazionale, allora riesco. E allora uso al posto di ipnosi, dico facciamo una tecnica di rilassamento, no? E poi cosa succede? Niente, che le persone scoprono che l'ipnosi di cui abbiamo percezione, che è quella un po' anni 80 da televisione, proprio da palco, Da palco. o chissà quasi di esorcismo, non so, cioè, sa un qualche cosa di magico, in realtà non è nulla di vero, perché noi siamo ipnotizzati dalla mattina alla sera, da sempre. Io un sacco di precetti cattolici che ho assorbito quando avevo meno capacità di critica sono diventate suggestione. L'ipnosi si basa sulla suggestione. Allora devo scegliere se subirla oppure se usarla come placebo. Io uso un sacco di placebo, uso l'olio essenziale, uso tanti piccoli cornetti, tante piccole strategie, un sassolino in tasca, piccole cose per ricordarmi che mi devo decondizionare. Allora uso le persone, uso queste cose con le persone, insegnando alle persone ad autosuggestionarsi, al posto di subire l'autosuggestione del non vale niente, fai schifo, se fai questa cosa vai all'inferno, non puoi fare carriera o cose del genere. Cerco proprio invece di dire, ma posso farlo io allora, al contrario. Al contrario. Al contrario, E basta. ti parli, ti dici tu delle frasi costanti, magari durante la giornata, o come lo fai? Ma allora io non ho dei miei mantra. Il mio mantra è stai molle, cioè un corpo molle. Corpo molle vuol dire non mi devo opporre in Mhm. qualsiasi cosa. Ok? Quindi banalmente insegno alle persone ad abbracciare i propri genitori. Perché mi rendevo conto, per esempio, faccio finta che io posso fare 90 kg di panca piana e 10 minuti di plank, ma non so stare 2 secondi a contatto con mio padre senza rigidirmi. Dico, come possibile? Cioè, insomma, cazzo, io sono così forte che faccio 90 kg di panca piana, 300 kg di gambe e non so stare 2 secondi in un corpo molle attaccato a mio padre. Non va bene. Allora, esattamente allo stesso modo, mi accorgo che se mi rilasso, mi faccio abbracciare e abbraccio la persona con la quale ho un conflitto, il mio ego se ne va, emerge il mio malessere, mi faccio attraversare e per magia in 2 secondi ho risolto 20 anni di terapia. E questo Bellissimo. è, non c'è bisogno di fare 20 anni per perdonare il proprio padre qui e saperlo, o la propria madre, la propria moglie, il proprio figlio. È qui dentro la rabbia. Se io smetto, cioè
crea un corpo rilassato, la rabbia non ha più un contenitore, le emozioni hanno bisogno di un corpo coerente con le emozioni. Io non posso essere arrabbiato in un corpo molle, non posso essere agitato in un corpo rilassato e non posso essere rilassato in un corpo agitato, non posso. Quindi basta togliere il corpo, invece noi stiamo lì a pensare, cioè a passare dal corpo, cioè è come se noi volessimo leggere 5.000 ricette per mangiare. Dobbiamo mangiare, non dobbiamo leggere 5.000 ricette. E mangiare è una cosa pratica, fisica, concreta. Abbracciare, perdonare è una roba fisica. Ha bisogno di Sì, l'odio ha bisogno di un'apnea per esistere. Io non posso odiarti con una bella respirazione ampia, perché sentirei amore, sentirei compassione, sentirei empatia, che non sono compatibili con l'odio. L'odio è digrigno i denti, dopo avrò cervicalgia, poi avrò mal di schiena, poi avrò la candida ovviamente, perché tu invadi il mio territorio e un sacco di altre cose, e non riuscirò a collegare le cose, semplicemente ti odio. Cioè io sono in un corpo contratto che deve difendersi, non ti posso uccidere, in natura il mio cane se ne andrebbe, eh? Oppure se fosse un pitbull ti attaccherebbe, ti morderebbe, no? Invece noi stiamo molto spesso di fianco al nostro carnefice, che è il datore di lavoro, la vita, molto spesso anche una bolletta è un nemico, una multa è un nemico, ma non riusciamo a collegarlo perché non vediamo le zanne. Se io prendo 1.000 euro al mese, ho due figli e devo pagare l'asilo di 500 euro, minchia, quella roba lì è tremenda, eh? Quella sì che, certo. quella lì è la vera tigre, però è invisibile ed è costante. Il mio corpo si contrae per farcela, ma poi ovviamente la pago, no? Sì, i trigger Sono, sono tantissimi, sono possono miliardi. arrivare da tantissime cose, anche solo non so, anche un suono, un odore, certo, no? Un pensiero. Verissimo, E, verissimo. mentre che stavi parlando, mi è venuta in mente una domanda che mi viene fatta spesso sul se ho dolore alla cervicale piuttosto che dolore alla parte pelvica, piuttosto che dolore alla testa. C'è una connessione più profonda in base alla posizione del dolore sul qual è il mio malessere, da dove arriva il mio malessere. Com'è stata la tua esperienza fino ad oggi su questo? Io Cioè, pre- collegare il dolore nella posizione del al corpo punto, sì, al sì, punto emotivo, assolutamente. ecco. Allora, io prima non facevo questo collegamento, non riuscivo a vederlo. Da qualche anno ho iniziato a leggere altre cose, eccetera. Il riferimento è le 5 leggi biologiche, ok, che leggi di Hammer, ok. Ma al di là del crederci o meno, parlo soltanto proprio di esperienze. Io ho mal di collo, mal di testa, nel momento in cui mi sento svalutato, nel momento in cui sento che non riesco a fare le cose. Se io sono in conflitto o devo tenere dei pesi emotivi per troppo tempo, ho problemi alla base della schiena. Non parlo per me, vale per tutti. Se ho un problema con la parte paterna, il fare, la parte concreta, quindi cose che si occupa l'emisfero sinistro, il dolore la somatizzazione, la contrazione va soprattutto sulla parte destra del corpo. Se mi occupo invece, che so, non riconosco delle mie emozioni, uguale parte materna, uguale figli, uguale parte affettive, mi accorgo che mi ammalo di più sulla parte sinistra. Parliamo di destrorsi in questo caso, ed è un po' il contrario La nei parte mancini. sinistra, quindi hai detto, A, Goffredo, a- a- a parte sinistra la mamma, a parte sinistra mamma, affetti, emozioni ok, che non libero o che ho compresso. Io mi sono sempre ammalato sulla parte sinistra. stessa Per- cosa. Sempre. Perché? Perché io ho sempre cercato, ero un bambino molto timido, che si vergognava della propria timidezza, cresciuto negli anni Ottanta dove c'era Rambo, Stallone, quella roba lì dove più sei maschio e più sei figo. Arrivo da un padre del sud che amo, a cui voglio molto bene, ma è nato come una famiglia molto molto povera, contadina, e ha avuto una fame di riscatto sociale gigantesca. E mio padre mi ha cresciuto con tira fuori gli attributi e dimostra al mondo quanto sei forte, no? Che lo comprendo e va anche bene da un certo punto di vista, perché vuol dire che non mi devo far schiacciare dalle mie paure. Il problema è che diventa troppo. Perché? Perché il limite non ha limite, cioè la, la voglia di riscatto non ha limite. Se noi andiamo a vedere la vita di qualunque grande imprenditore, di qualunque grande sportivo, troveremo sempre un enorme
senso di inferiorità alla base che cerca una compensazione all'esterno. Molto spesso un problema grande col padre. Vale per Elon Musk, vale per Bezos, vale per Trump. Cioè un padre molto ingombrante o assente, incapace di dire bravo, perché non c'è o perché è duro. Sì. Cosa succede? Che il bambino dice papà non è orgoglioso di me perché io non vado abbastanza bene. Allora faccio di più, faccio di più, faccio di più, sperando che papà dica bravo. Il problema è che io sto sperando, mi impegno tanto sperando che questo computer diventi una friggitrice. Quel papà non è culturalmente pronto, capace di dimostrare quell'affetto del quale il bambino ha bisogno, appunto, è un bisogno biologico. Trump, Bezos o Musk non gli basta più la Terra, hanno già tutto, cercano Marte. Perché? Perché è il pianeta più lontano che è più sfidante. Se fosse Plutone sarebbe Plutone, ma se non fosse Plutone sarebbe il Sole. Quindi non bastano due figli, ci vogliono 14, anche illegittimi, chiamati X23/2, parlo di Musk, no? Per cui non basta mai. Io mi accorgo di avere quella parte. C'è un bellissimo podcast, l'ho detto tante volte, One More Time, c'è l'intervista a Caprotti, il figlio di Caprotti che è proprietario dell'Esselunga, Ah, uno dei wine più ricchi d'Italia, che era stato buttato fuori dal padre 10 anni prima con 1,5 miliardi di euro di exit, 1,5 miliardi. Ok, una sorta di piccola finanziaria italiana. E lui, durante il podcast, scoppia a piangere con il pianto di un bambino piccolo e dice: io 1,5 miliardi, però mio padre non mi ha mai detto bravo. Non se ne fa niente con il 1,5 miliardi. Il cantante di Soundgarden si è suicidato dopo un concerto, 2 ore dopo un concerto con 80.000 persone. Il cantante di Linkin Park si è suicidato il giorno dopo il suo compleanno nella sua villa a Malibu davanti all'oceano. Cosa succede? Che se io vengo apprezzato fuori, ma dentro penso di essere uno schifo, paradossalmente peggio. Perché? Perché io non mi merito quello che ho. Perché? Perché non ho ricevuto quell'amore iniziale. Se invece cresco in un ambiente armonioso, che mi fa crescere con delle basi solide, posso andare ovunque e paradossalmente magari mi può bastare uno stipendio da 2.000 euro al mese perché ho una buona qualità di vita. Perché le persone molto spesso o muoiono dopo quando vanno in pensione o impazziscono o diventano depresse o diventano ossessive su qualche cosa? Perché non ci hanno insegnato a stare con noi stessi. Non sappiamo stare nel vuoto, non abbiamo delle passioni gratuite. Non so se riesco a spiegarmi, no? assolutamente. Capisci, no? Per cui siamo malati del fare, e te lo dico, prima abbiamo parlato un minutino, dell'attrazione dei numeri, vale per i soldi, vale per i follower, vale per qualsiasi cosa, e non voglio esserne schiavo. Mi accorgo che una parte di me ne diventa facilmente schiavo, certo. Io ho il canale da 1 anno e mezzo, ho 19 18.000 qualche cosa. Io e te ci siamo sentiti, non mi ricordo Un quanto mese e tempo fa mezzo l'avrò, fa. un mese e mezzo fa, che credo che avessi avuto 7-8 mila follower in meno di oggi. 1 anno e mezzo fa per me era impensabile, uno, avere un canale YouTube. Cioè io che mi metto davanti alla telecamera, io balbuziente, che ho preso il diploma a 25 anni, che non riuscivo a leggere in pubblico, insomma, è un po' impensabile. E invece non è così. Adesso ne ho 19, mi sento, una parte di me dice sono un cretino, non me li merito, non bastano, poi vedo qualcuno che ha 1,5 milioni, dico cavolo, è bravo lui, ma poi in realtà mi rendo conto che cioè, c'è una parte di me bulimica che cerca di riempire un vuoto emotivo con qualcosa di fisico e non Mm. funziona. C'è qualcosa di astratto che voglio riempire con qualcosa di concreto. Questa roba qui c'entra con me, non c'entra con le lauree, le cose. Tutta questa roba qui ha delle ripercussioni fisiche. È per quello che devo accettare che siamo in due, ma devo diventare tre. Cioè, devo diventare amministratore di condominio di due condomini che litigano tanto. Punto. Io ho due condomini che si ammazzano di botte. Uno che vuole fare il frate e vuole andare a camminare per i monti da solo col cane nel pieno silenzio, e uno che ha fame di qualche cosa, ha fame di rivalsa, ha fame... Questo Io, ti libera però, ti libera molto sapere che non sei solo. in che senso? Che siamo in due qua dentro? Sì, 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 assolutamente sì. In realtà siamo 193, poi a volte fanno anche figli. certo, magari Sì, potrebbero essere molti più di sì, due. sì, sì, Però, esatto. però quello che mi dici mi fa
mi rilassa dal punto di vista che non è tutto sulle mie spalle, Esatto, sono arrivato a questo punto per una serie di passati, non posso dare la colpa solo al passato, oggi ho la consapevolezza che mi porta a fare delle scelte diverse, anche se sono difficili o un po' complicate, ma il fatto che siano difficili non vuol dire che non siano fattibili, ci sono tantissime persone che sono ritornate a stare bene, dobbiamo guardare tutte le persone che hanno fatto un percorso di consapevolezza come il tuo, che oggi hanno una vita totalmente diversa che un anno e mezzo fa non sapevano neanche verissimo, possibile, non pensavano verissimo. fosse neanche possibile. Le persone cercano di uscire da un tunnel, non vedono la luce e dicono, vabbè, allora non ci sarà mai nulla per me, ma in realtà è un passo alla volta, un passo alla volta. Ecco perché Verissimo. il percorso, dobbiamo prevedere che ci sono, no, delle valli, dei picchi, delle valli, Sì, assolutamente. delle ricadute, e solo, secondo me, con un mentore, che può essere un terapista o un amico, o magari un libro, perché a me mi ha salvato un libro. Quale? eh, Posso sì, chiederti lo quale? dico spesso nel mio canale, il dottor Sarno, il libro del dottor Sarno, Curare la mente e guarire il dolore, che Lo praticamente cercherò, è il topic di quello che stiamo parlando oggi, è il non topic lo di tutto conoscevo. il mio percorso terapeutico su di me e su quello che faccio per i miei pazienti o clienti, ed è molto simile a quello che già tu mi dici, quindi sono sicuro che Diciamo, se lo leggi non sarà nulla di nuovo per te. è vero, però trovi anche le conferme, no? E la Per esempio, confermo. per esempio, non ho un percorso da medico, io sono psicologo e mi manca una competenza medica, anche un linguaggio medico. Mi accorgo, cioè, che se mi devo interfacciare con un medico mi manca proprio il dizionario Ok, e per cui lì facciamo finta che incontro un medico un po' più ortodosso, lui valuta il mio linguaggio, la mia mancata mi è mi è mancato tecnicismo, chiamiamolo così, no? In realtà per me oggi vale una capacità empirica, cioè vale quello che faccio, no? Cioè, 100 anni certo, fa i termini che noi oggi ne usiamo, il sistema vagale, la teoria di Porges, non sì, c'era, ma il mio nervo vago c'era, certo. capisci? Capisci? Ecco perché non se ne parlava forse, che Esatto. non c'era il tecnicismo. Forse è per quello che la gente ti segue molto, perché non vai verso quei tecnicismi che le persone in realtà poche veramente interessa la parte teorica, vogliono veramente solo la pratica, dire ok, quello ho capito, mi fido di te, adesso Mm, faccio questo. A me serviva la parte invece empirica, sono arrivato da una certo. scuola basata sulla medicina, la fisioterapia è principalmente Mm, medicina certo. applicata, no? Medicina applicata. Quindi a me è servito molto sapere questo, i meccanismi per uscire dal dolore persistente. Abbiamo fatto due percorsi inversi, no? Tu sei passato dalla definibilità delle cose, invece sono passato dalla mente, cioè sei passato dal corpo alla mente, ma poi alla fine siamo arrivati allo stesso punto E siamo nel mezzo. e siamo nel mezzo, no? Per cui al di là delle definizioni del perché stiamo male, l'importante è riconoscere che sotto quella tensione emotiva c'è un qualcos'altro. Prima ti ho detto una cosa molto bella, prima che di schiacciare rec. Noi YouTuber ci sentiamo soli, no? Cioè, cosa intendevo? Sì, Non so se volevi dirlo, cioè, non so se sì, sì, ma l'ha detto, no? era così, è Sì, così, sì. almeno per me. E anche per me, perché io vedo il mondo da di qua, no? Se sono una persona normale, porto in giro il cane, faccio la pipì, ho due figli, cose molto normali, però i commenti sotto i video, allora intanto sono soltanto una piccolissima parte delle persone che fruiscono del video, cioè faccio finta, ho 1 milione di visualizzazioni in totale, avrò ricevuto 5.000 commenti, sono niente rispetto alle visualizzazioni. Io per esempio sono un fruitore di YouTube enorme, non ho mai messo un mi piace. Mai, zero, non ho mai messo mi piace, non ho mai messo un commento, quindi grazie a chi me ne mette. Però, però non vuol dire che non ho goduto e apprezzato qualche cosa, assolutamente, no? E invece resto sempre colpito da tantissime persone che mi scrivono: non ho più la fibromialgia, sto infinitamente meglio, ho meno intolleranze alimentari, perché? Perché era semplicemente in disbiosi. Quell'intolleranza alimentare era figlio di una disbiosi, cioè il nostro intestino, che è un tubo fatto di
cellule emotive non è un tubo, è un tubo fatto di cellule che percepiscono l'emozione, per quello che quando io sono arrabbiato mi si gonfia la pancia, perché noi diventiamo un pesce palla, no? Sotto stress ci gonfiamo, no? Ci riempiamo di cortisolo, poi qua ne sai meglio tu, io dico cose quasi a caso. No, 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 è così, No, è no, no, così. no. E quindi è ovvio che in quell'organo ci va più sangue, ci va più liquidi, ci va più un sacco di altra roba e quindi mi si gonfia l'addome, ma non capisco perché. Allora poi dopo prendo il carbone vegetale e il finocchio per sgonfiare, va bene, ma mi tengo, ma resto in una situazione che mi fa male. Una Sì, roba che faceva ehm, Ippocrate, prende le persone e toglie dall'ambiente in cui sono. Dopo parliamo di che cos'ha, ma intanto ti tolgo dall'ambiente in cui sei, qualunque esso sia. esatto. È meraviglioso. Io se vado al mare, magia, mi passa il mal di testa, il mal di schiena, la gastrite, passa tutto. Non è Il radicamento vero è quello. esatto. Ne parlo anche nel mio canale, il radicamento su... Io adesso sono appoggiato su un tappettino di grounding, no? Cioè che è Ma attaccato alla dai, presa elettrica sì, sì, sulla sì. parte di terra che mi mette i piedi praticamente Che scarica scarica a terra. terra. Poi uno dice, ah, vabbè, allora facciamo così e passano tutti i malori. Certo, quella è una parte, c'è tutta l'altra parte di consapevolezza che manca a molti, non è solo quello, no? Quindi Certo. altrimenti facciamo il gioco di tutti quei creator su Instagram e Facebook che ti danno tre tecniche per toglierti il mal di schiena, una Sette modi tecnica per, per sette modi per, cinque modi per. che io odio, Mamma mia, non è una parola che a me piace dire odio, ma veramente mi viene l'orticaria perché dico, guarda, ma grazie che com'è l'hai che noi detto. siamo 400, tu hai fatto 400 video, io ne ho fatti 400, nei scorsi un anno e mezzo, 2 anni, anch'io che sono qua, e dico, ma secondo te, se fosse veramente un video che ti risolve tutto attraverso queste tecniche minuziose, Sì. saremo 5 milioni di persone che soffrono di dolori persistenti, ansia e quant'altro? Probabilmente no. No, no, quella roba lì purtroppo collude con il bisogno di magia che ha le persone. Le persone Sì, hanno bisogno di un guru, di un mago che ci dice delle cose. eh sì. E non mi dà fastidio chi lo cerca, quella cosa. Mi dispiace Ah che sì, abbiamo certo. dei colleghi che colludono con questo problema, cioè che diventano parte, che diventano complici del problema. Sì. Grazie mille che l'hai detto. Ho scritto un articolo in merito, avevo un piccolo blog che è parcheggiato lì, dove ho scritto 5 modi per piantarla di dire che sono 5 modi. Una roba del... Bello, bellissimo, Esatto. bellissimo. Lo leggerò allora, lo No, leggerò. una roba del genere avevo scritto. Non mi ricordo più il titolo esatto, ma perché è ridicolo. Cioè, è Esatto. ridicolo pensare che esista la tecnica per... Non esiste niente. Dobbiamo Adesso le derivare... persone non sono più sceme, quindi se lo capiscono che non si può risolvere una problematica di 20 anni o in un esercizio, quindi noi usiamo la pratica probabilmente solo per il supporto e poi c'è tutta la parte interna tua che deve Esatto, cambiare attraverso esatto, un percorso, dico sempre, percorso molto importante. Non è che adesso vado da esatto, Goffredo, oh, tutto funziona con una sessione. No, cavolo, esatto. sarebbe Esatto. magnifico, magari per qualcuno funziona anche, no? Spero, anzi, penso di sì che sia successo, ma la maggior parte, stragrande maggioranza, no, per una Allora, sessione no. le persone che hanno svoltato in una sola sessione, ne ho avute tante, è perché hanno accettato che non esiste una sola sessione. Cioè hanno detto, ok, sto cercando di cambiare le memorie di 50 anni, cioè una quercia di 50 anni, sperando di farla diventare un fuscello di un giorno. Non è possibile. Cioè mi devo rassegnare. Certo, Per esempio dico, la psicologia non è giusta tutto. Cioè, se io sono nato senza un braccio emotivo, cioè se io sono nato senza papà, senza mamma, all'interno di un conflitto familiare, quella roba lì non è riparabile, non del tutto. Ci puoi stare esatto, sopra, punto. Esattamente come c'è gente che è disabile, che è paralizzata totalmente, ma è 1000 volte più aperta e vitale di me, e c'è invece gente che sta benissimo, ma è più paralizzata di un disabile. Poi dopo c'è, capisci, no? Ma dopo lì c'è tutto il percepito personale, però non voglio colludere con 5 modi per, 7 modi per, perché quella roba lì collude con il bambino magico che è dentro di noi, che anch'io ho. Io ogni tanto compro qualche integratore sperando che mi cambi la vita. In realtà ho i capelli bianchi, mi gonfio come gli altri, e quindi, ci e quindi chiediamo un po' insomma, tutti. esatto.
Come ti possono trovare, Goffredo? A parte adesso metteremo magari il canale YouTube, questo sarà condiviso, cioè sarai taggato sul mio, No, qui grazie. sotto in descrizione. Hai altri modi dove ti possono trovare e sentire le cose che hai da dire che sono molto di più di quello che abbiamo detto adesso? Ma ho il canale YouTube che è Goffredo Bordese Ok, e sono anche su Audible e Spotify, sempre come Goffredo Bordese, dove ok, pubblico cose un po' diverse dal canale, perché pubblico audio molto fruibili di un quarto d'ora per camminare col ok, cane, meditazioni lunghe e video dove chiacchiero, dico un po' dei miei deliri, ecco. Per cui c'è un po' di tutto. grazie. E poi un piccolo sito, ma meglio YouTube. YouTube, Sì, la cosa migliore. sì, 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 per ora sì. Grazie mille Goffredo, Alessio, mi son divertito molto, e spero anch'io. che quando mettete nei commenti se avete delle domande perché Sì, è l'unico modo per interagire con noi in modo molto semplice che ci dà molti feedback esatto, che esatto, sono molto preziosi nei commenti qui sotto esatto. e ci rivedremo sicuramente Goffredo. Grazie a tutti, A Alessio. Ciao prestissimo, a ciao a tutti, tutti. grazie.